che naturalmente io mi fermerei ancora un attimo, perché questa canzone che tutti conosciamo è uno straordinario esempio di propaganda e di mistificazione propagandistica. Perché qual è la situazione? Noi siamo sul Piave e stiamo combattendo per difendere il paese da un'invasione nemica. Sul Piave l'esercito resiste per impedire che il nemico, che già occupa un pezzo d'Italia, vada anche oltre, non passa lo straniero. Ma come tutti ricordate, la canzone evoca il 24 maggio. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera. Dove sta la mistificazione? Intanto che il 24 maggio il Piave non c'entrava niente, era nelle retrovie, lontanissimo dal fronte, ma soprattutto nel fatto che il 24 maggio del 15 l'esercito non marciava verso la frontiera